Io innanzitutto mi scuso della mia volgarità. Frega un cazzo a nessuno? Perfetto. No, che molti comici... io sono proprio nato così. A casa mia sono tutti così. Ma veramente sono tutti così. Vi faccio un esempio. Mio nonno soffriva di Parkinson, mia nonna soffriva di Parkinson e mio nonno prendeva per culo mia nonna perché tremava di più. E mi diceva, Albè, chiedi un bicchiere di latte a nonna che ti porta la ricotta. Io questa battuta l'ho fatta a Colorado e sono tornato a casa, i miei nonni non ci sono più, e purtroppo sono morti di Parkinson, quindi non ci sono più, quindi ho acceso Facebook e l'associazione Malati di Parkinson mi ha minacciato, si sono avvelenati, mi hanno scritto le peggio cose, mi hanno messo una paura, quasi tremavo. E sono andato da mia madre è insegnante di italiano, ma questa cosa è vera, eh? Senti italiano, il latino e greco, mia madre era proprio un picoglione. Mia madre comunque questa... Sono da mia madre e gli dico, lo sai che ho fatto la battuta che faceva nonna del latte e della ricotta e l'associazione Malati di Parkinson mi ha scritto. Mia madre t'hanno scritto. E come hanno fatto? Camminando a vedere una pecora. Pecora! Oh, pecora! Io sogno la tartaruga! Vedi che quando viene a mia, te la farà la larga! Perché per la prossima volta ti piglio parecchi, ti faccio furiare, donno. E capelli, che la lana ti faccio matarazze. La pecora, Utalia, si gira e se ne va. Mi vuoi la tartaruga? Sì, allora per davvero meglio sogno. E allora sogno troppo forte. Da lontano vede che si sta avvicinando un toro. Un poco. Però si piglia di coraggio. Toro! Toro! Un toro si fuori a merannuto. No, a le corna, toro! Io sogno la tartaruga! Vedeva quando passo io da levare a mezze pere! O capiste? Perché la prossima volta ti piglio per corna, ti faccio furiare, donno, e ne faccio bestecche! Un toro, Utalia, si gira e ci fa una cacata con l'inghia, chino. La tartaruga stava anniando, prima ne esce la testa, poi ne esce l'altra zampa, poi ne esce l'altra zampa, da lì ho toro, ti sei cagato sotto, ah? E una delegazione politica ha tenuto un convegno sul rapporto mafia e Stato. Ah, stessa cosa. Siamo d'accordo. Intanto il leader del PD Renzi ha assicurato: se perdiamo rimetto il mandato al partito. Ciao, partito. E non daremo mai vita ad un governo Renzi-Berlusconi.
Intanto, Gentiloni Prego, signora, prego. Si accomodi, signora. Gentiloni. vuole risolvere il problema della fuga dei cervelli all'estero. Ma Beppe Grillo risponde: Il problema non sono i cervelli che vanno all'estero, sono i coglioni che restano in Italia. anche l'Europa guarda con attenzione Che sta succedendo? le elezioni italiane e la Merkel. Puttana! I left you for the job in the city, working for the man every night and day. And I never lost a beat, I was sleeping, worried about the weather things I've not ever been.